Il Movimento per la Sostenibilità alla Camera di Commercio di Agrigento. Incontro a Palermo tra Schifani e il ministro Calderoli. Sorpresi dalla polizia provinciale a gettare rifiuti per strada e multati. Una panoramica con le interviste sulla domenica calcistica. Buongiorno da TVA Notizie. Si è parlato anche di elezione diretta delle province durante la visita istituzionale a Palermo del ministro Calderoli, il nostro servizio di apertura. Un incontro proficuo, sereno e costruttivo con il ministro Calderoli. Autonomia differenziata in sintonia con quello che prevede la Costituzione 116 e 117, in forza dei quali alcune regioni, se vogliono, possono chiedere maggiori competenze, ma un discorso sereno sulla individuazione di quelli che sono gli obbligatori livelli essenziali delle prestazioni che assicurano uniformità su alcuni temi sociali di servizi che lo siano in tutto il nostro territorio. Abbiamo toccato anche, è un termine entro cui in un anno dovrebbe il governo individuare questi livelli, però è un termine, ha detto il ministro Calderoli, non perentorio, e questo ci rassicura. Il tema dell'insularità, ho chiesto al ministro di introdurre norme attuative del principio dell'insularità del 119 della Costituzione, che prevede misure perequative per questa marginalità geografica, e poi ci ha confermato l'intenzione del governo di avere a breve un'ipotesi di schema legislativo che preveda finalmente il ritorno alle province con un'elezione diretta da parte dei cittadini. Ma un incontro utile, indispensabile per approfondire la materia dell'autonomia, la possibilità che si crea per le regioni a statuto ordinario e anche per le regioni a statuto speciale, un approfondimento sull'insularità introdotta in Costituzione ma di cui manca la legge di attuazione, e per finire l'argomento delle province ormai non più elette da parte del cittadino ma come ente intermedio di nomina di secondo livello, e quindi la necessità che Presidente e Consigli provinciali tornino ad essere eletti da parte del cittadino con proprie funzioni che sono necessarie e debbano essere svolte. Sono 22 anni che i livelli essenziali delle prestazioni sono citati in Costituzione, e quindi quelli che sono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Fino ad oggi nessuno l'ha mai fatto, e quindi per poter garantire che quei diritti vengano garantiti su tutto il territorio nazionale bisogna prima di tutto definire e fare un elenco di questi diritti, dopodiché si stabilirà costi e fabbisogni standard in modo che vi siano anche le risorse per poterli garantire su tutto il territorio nazionale. Abbandonano rifiuti anche speciali e vengono sorpresi e multati dalla Polizia Provinciale di Agrigento. Sono 23 le persone che hanno avuto elevata una sanzione di 600 euro. Qualcuno ha anche cercato di nascondere la targa della propria autovettura, ma inutilmente. Purtroppo si deve ancora parlare di questi individui incivili che arrecano grossi danni all'ambiente e al decoro, i quali meriterebbero molto di più che una multa, anche se salata. E adesso parliamo di sanità e purtroppo ancora di Covid, con il consueto appuntamento del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Siamo al 13 gennaio e l'aggiornamento della situazione dell'andamento Covid nella nostra provincia ci vede in questo periodo, come il resto della nostra nazione e della regione, in un periodo di recrudescenza del virus. Diciamo che questo è frutto e figlio di quelle che sono state le cosiddette vacanze di Natale, il momento in cui abbiamo goduto delle nostre amicizie e dei nostri affetti, abbiamo approfittato per fare le giornate tutti assieme. A livello di ricoveri noi abbiamo, in totale sono 16 pazienti totali all'ospedale Ribera. Ieri sera io sono stato a Sciacca e ho visto che ci sono 5 persone in terapia intensiva e 11 in medicina. Comunque abbiamo questo interessamento che ha avuto una recrudescenza soprattutto per quanto riguarda
la terapia intensiva. Questo significa che vengono fuori quelle falle che noi abbiamo, ma ne siamo coscienti del fatto che le persone che non si sono vaccinate con il richiamo, con la dose, le persone fragili, le persone con pluripatologia, se vengono beccate dal virus ovviamente hanno dei problemi, e finire in terapia intensiva, e mi pare che uno sia pure intubato, ovviamente non è il massimo della vita. Noi più che darvi le informazioni e le raccomandazioni ovviamente non possiamo fare. Anche per quanto riguarda il numero di tamponi positivi rispetto al totale, le percentuali sono all'incirca del 30%, mentre il numero dei vaccini si è attestato sui 500 a settimana, e quindi siamo in una fase ovviamente di stanca costante, perché da tante settimane che viaggiamo sui 500, quando va bene 700, però questa volta neanche a 500 arriviamo in una settimana. Ovviamente tutto questo non fa altro che ridimensionare il nostro impegno dal punto di vista organizzativo nei confronti delle vaccinazioni e della fronteggiare l'epidemia Covid. Però vorrei dire a tutti voi, perché lo sappiamo un po' tutti, che il Ministero della Salute il 2 gennaio, quindi 10 giorni fa, 11 giorni fa, ha raccomandato a tutte le aziende sanitarie di non abbassare la guardia, perché si prevede un periodo di recrudescenza e quindi tenersi pronti per eventuali necessità che derivano dall'assistenza. Noi lo stiamo facendo, abbiamo ancora l'ospedale Ribera attivo, abbiamo 2 reparti potenzialmente in attività, la terapia intensiva, che voi sapete sta lavorando costantemente. Ovviamente, lo ripeto per chi l'avesse dimenticato, stiamo lavorando anche per la conversione della medicina da Covid a no Covid e del pronto soccorso da Covid a no Covid, per aumentare il livello di offerta assistenziale per le patologie no Covid in quell'area della nostra città. Ma non stiamo dimenticando il resto della provincia. Ne abbiamo parlato la volta scorsa dell'ospedale di Agrigento, oggi vi parliamo dell'ospedale di Canicattì, perché proprio ieri sono stati affidati i lavori di rifacimento strutturale e impiantistico del pronto soccorso di Canicattì. È un investimento di oltre 1.350.000 euro, e quindi prosegue quell'opera di rinnovamento della nostra sanità, quindi soprattutto a livello strutturale e tecnologico, e ovviamente si sta proseguendo anche con l'espletamento dei concorsi di avanti ieri, giorno 11, e la conclusione del concorso di medicina per 5 posti, che poi ha avuto 9 candidati, quindi li abbiamo tutti idonei, quindi alcuni prenderanno posto subito, altri chiederemo loro di sfruttarli per i posti che mancano. Stiamo continuando, oggi ce n'è un altro, non mi ricordo di quale, comunque man mano che si completano le commissioni noi stiamo proseguendo con tutta l'attività concorsuale, cosa che per la verità si stanno attivando tutte le altre province della nostra regione, però la nostra ASP ovviamente non sta perdendo tempo per fare le 1000 difficoltà di PNRR, di Covid, di tutte le cose che ci sono da fare. Però rassicuro e confermo che nessuno di noi sta con le mani nelle mani, e quindi lavoriamo per fare il modo che il nostro dovere, cerchiamo di dimostrarlo sempre, e miglioriamo un po' quello che è la nostra attività. Appuntamento alla prossima settimana. E veniamo al caso Open Arm. Salvini non trova sostegno in Conte e Di Maio, mentre il processo a Palermo continua. Lunedì depositerò in 6 procure una denunzia, perché ritengo che in un processo in cui si sta verificando se era corretto o meno il provvedimento del ministro Salvini di vietare l'ingresso, perché si riteneva la ONG come avente a bordo dei soggetti che potevano porre in essere dei reati, ritengo essenziale evidenziare con questa denunzia che i sospetti di cui ha sempre parlato Salvini non erano inventati da Salvini, erano dei sospetti che erano già stati evidenziati in una serie di riunioni, e che addirittura oggi trovano una vera e propria informativa che documenta che i sospetti esistevano all'epoca, cioè non è una linea di difesa odierna dire c'erano dei sospetti su quelle ONG.
È ripreso nelle scorse ore il processo a Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per non aver autorizzato nell'agosto del 2019 lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open Arms, attesi all'udienza di ieri l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Luigi Di Maio, nonché anche l'ex ministro Luciana Lamorgese. Presente Salvini, con lui anche l'avvocato Giulia Bongiorno, sua legale. Sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'aula bunker del Lucciardone, famosa per i maxi processi contro i mafiosi. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini salvando vite e facendo rispettare la legge. L'accordo raggiunto nel 2018 tra l'Italia e gli altri paesi europei non prevedeva una condizione legata allo sbarco dei migranti, potevano tranquillamente sbarcare, non c'era alcuna pregiudiziale, né io l'ho mai posta, ha detto Conte, rispondendo intanto alle domande del procuratore aggiunto. Marzia Sabella, la PM ha chiesto all'ex presidente del Consiglio se dopo gli incontri con i vertici europei sarebbe stato possibile fare sbarcare i migranti prima della loro effettiva redistribuzione. Io non mi sono mai occupato del POS, il porto ritenuto sicuro per lo sbarco dei migranti. Non ho mai sentito parlare personalmente del pericolo della presenza di terroristi a bordo della nave Open Arms né di armi pericolose. Non mi è mai stata rappresentata una situazione del genere, ha poi sottolineato. Non ricordo delle interlocuzioni con il ministro Salvini nell'agosto del 2019 sul caso Open Arms. Parliamo però di una deduzione logica. Eravamo nella fase annunciata della crisi di governo, escluderei una maggiore occasione di dialogo visto il clima che si era instaurato. La corrispondenza non passava da me, ma ritengo che coinvolgesse anche Farnesina e Viminale. Quando ero ministro dell'interno non ho mai negato la concessione di un porto sicuro e non ho mai emesso un decreto di interdizione. Le cose sono cambiate con l'arrivo della pandemia nel marzo 2020, quando l'Italia non era più un paese sicuro, ma per ragioni sanitarie, invece ho detto la Lamorgese, deponendo al processo Open Arms. Durante il mio dicastero le ONG non hanno mai violato le regole entrando nelle acque territoriali prima della concessione del POS. Eventuali irregolarità potevano riguardare il mancato rispetto della filiera nella comunicazione dei salvataggi, non altro. Noi abbiamo messo sempre in primo piano il salvataggio delle persone. Non c'era alcun automatismo politico tra la concessione del porto e la redistribuzione dei migranti, invece ha detto Luigi Di Maio. Nelle scorse udienze sono finite gli atti del processo, gli audio e video registrati nel corso di una delle operazioni di salvataggio effettuate dalla nave ONG nell'agosto 2019, ma quel materiale, sottolineano, da Open Arms dimostra che il sottomarino della Marina Militare, il sommergibile Venuti, si limitò a documentare con filmati e foto le operazioni di soccorso senza fornire aiuto e senza segnalare alle autorità competenti la presenza di una imbarcazione in difficoltà. Nello stesso tempo annuncia l'avvocato Arturo Salerni, legale di Parte Civile Open Arms. Deposito il video che è stato registrato nella stessa occasione dalla TV spagnola e riferito allo stesso soccorso compiuto da Open Arms. Secondo Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, è ingiustificato l'allarme creato dalla carenza di farmaci perché ci sono delle alternative. La maggior parte sono farmaci di cui non c'è più la produzione, ma quasi tutti, afferma Palù, hanno un equivalente. Grande successo al Teatro Pirandello per le matinée dedicate agli alunni delle scuole primarie. Ci sono le interviste. Bentrovati, benvenuti al Teatro Pirandello. Che emozione vedere un teatro pieno di giovanissimi. Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, un bello spettacolo, coinvolgente, molto adatto ai ragazzi. La prima volta al Teatro Pirandello? Per noi, con le nostre scuole, sì, è la prima volta. Al Teatro Pirandello, devo dire, è stato davvero una bella sorpresa. Bellissimo teatro, tenuto molto bene, quindi anche per i ragazzi siamo sicuri che è stata una magnifica esperienza. Che cosa vi è piaciuto? Tutto, le musiche, gli attori, il tema, la storia. Era la prima volta per voi al Pirandello? Sì, almeno per me che sono in questa scuola da poco tempo. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, tanto. Perché?
Perché mi ha fatto ricordare la mia infanzia, perché infatti da piccola guardavo tutti i film Disney ed era bello. Senti, ma questa Biancaneve che non vuole mangiare, come ti sembrava? È divertente. È un po' diversa dalla Biancaneve che ti aspettavi? Da dove vieni? Io vengo da Sciacca. La prima volta al teatro? La prima mi sembra. Che impressione ti ha fatto? L'impressione mi ha fatto? Beh, mi ha fatto una bella impressione perché è stato molto bello, sinceramente. Valeva la pena fare un po' di strada? Valeva molto la pena, sinceramente, anche se è durato di più che mi aspettavo, sinceramente, perché mi sembrava che durava un poco di meno. È stato bellissimo. Valeva la pena venire qui al teatro? Decisamente sì, complimenti, siete stati davvero molto bravi. E cosa ti è piaciuto? È stato veramente fatto bene, molto attuale, complimenti. È stata una giornata bellissima all'insegna della magia, all'insegna della creatività, all'insegna anche dell'amicizia e dell'amore. Sono delle iniziative che dovrebbero essere fatte molto spesso, finalmente adesso dopo naturalmente la fine della pandemia che ci ha un po' proibito naturalmente di poter partecipare a questi eventi, adesso allargo al teatro, aprite teatri ai bambini, alle famiglie, perché ne abbiamo veramente tutti di bisogno. Lo spettacolo mi ha insegnato ad avere più fantasia. Mi ha insegnato a leggere più fiabe. Sono sempre la stessa Belle. Cerco di ambientarmi in quest'epoca moderna, non è facile, però piano piano chissà, ci sto riuscendo. Ho già imparato un termine, selfie. Ho fatto tanti selfie oggi, chissà. Questi bambini di oggi come sono? Meravigliosi, meravigliosi, è bello vedere che sono sempre curiosi. È stupendo lavorare con i bambini. Vuoi vedere che tu sei la fata turchina? No. Ursula, l'unica antagonista di questa fiaba, ma non sono davvero cattiva. È una trasposizione al mondo attuale delle vere fiabe, quelle che ci hanno cresciuti e ci hanno coccolati da piccoli. Ora, Biancaneve non è proprio come me la ricordavo, però questa versione che mi ha proposto Mirko non è tanto male alla fine. Sì, questa Biancaneve di oggi è un po' lo specchio del mondo delle influencer, è una Biancaneve milanese che parla in corsivo e sogna una vita piena di sfarzi e lusso, però che poi alla fine viene un po' corteggiata da Mirko e torna ad essere un mix tra la Biancaneve di una volta, innocente, dolce, gentile, insieme allo stereotipo dell'influencer moderna. Può mai essere così deficiente, così stupida? Deve essere una bella, scaltra, tipo un influencer. Dai, facciamo quasi, una di quelle che fa le dirette live, che so, se non la strega non potrà mai odiarla, ma soltanto compatirla. Fidati di me, rewind. Play. Biancaneve! Niente fatto, per cortesia. Ma io sono la strega! Volevo dire, sono una povera vecchietta e volevo fare omaggio alla tua bellezza, alla tua dolcezza, alla tua magrezza, alla tua stitichezza, con questa mela! Ma è cibo quello? Il ragazzo di oggi si è ritrovato catapultato dal nulla nel mondo delle fiabe, si trova spaesato in un mondo che forse sconosce, che non ricorda più forse. E il suo percorso è un po' strano, perché dal rifiuto totale forse c'è la speranza che possa ricordare quel mondo che un tempo guardava. E alle 21 con replica domani domenica alle 18 ad Agrigento presso il Teatro Posta Vecchia si terrà lo spettacolo scritto e diretto da Giulia Galati, Figli degli anni '80, con Rosario Terranova. E adesso un servizio sull'importante convegno che si è tenuto alla Camera di Commercio di Agrigento.
Arturo Cantella. Alessio Lattuca oggi al via questa interessante iniziativa che vede il coinvolgimento di tante personalità del movimento per la sostenibilità e la difesa del territorio, tra cui anche il professore Butera, ma non solo. Ecco gli obiettivi sinteticamente di questa iniziativa. L'obiettivo intanto è quello di fare comprendere alla città il disordine in cui ci troviamo. È probabile, dico io spero che non sia così, che Enel ritorni a pensare di collocare il rigassificatore in un luogo ameno come quello di Agrigento e del Caos in particolare. Ma la finalità di queste giornate è quella di coinvolgere i giovani. Abbiamo i giovani delle scuole stamattina, seppure con grande difficoltà, sono presenti perché riteniamo che per poter integrare una forte sensibilità alla questione ambientale si debba cominciare dalle scuole, compreso gli insegnanti. Per cui oggi il professore Butera, che è il decano del Politecnico di Milano, uno studioso che da molti anni si impegna su questo tema, farà una bellissima, io spero bellissima, sicuramente bellissima produzione del suo libro, e poi ci sarà un dibattito, i giovani saranno coinvolti nel tema. Penso che sia l'inizio di un percorso che vogliamo continuare con i giovani e con le scuole, perché pensiamo che se le vecchie generazioni sono state poco interessate al problema del riscaldamento climatico, degli effetti devastanti che vediamo ogni giorno, di comportamenti che sicuramente non sono stati di rispetto della natura, la natura si è arrabbiata e sta restituendo con chiarezza il suo pensiero negativo sull'uomo. Quindi credo che bisogna finire con l'idea che l'antropocene sia l'unica linea su questa terra. Noi daremo una nostra piccola collaborazione, una puntura di spillo per orientare i comportamenti a partire dalla nostra personale scelta di avere rispetto per l'ambiente e per il territorio. Ecco, oggi la sua presenza qua ad Agrigento è molto importante per ribadire dei concetti, diciamo, primari anche per il futuro, ecosostenibilità, e poi dietro l'angolo questa mannaia del futuro rigassificatore che potrebbe da un momento all'altro rinascere e rispuntare, diciamo, come azione fattiva, di cui siamo molto preoccupati qui in città. Ecco, la sua presenza qui, professore, lei è anche autore di un libro interessante. Sì, i temi sono, il rigassificatore non va visto come fatto in seno, soltanto per l'aspetto che comunque è molto importante e drammatico dell'impatto ambientale che può avere, in particolare della contraddizione con il valore storico dell'area in cui dovrebbe nascere. C'è un tema che è ancora più centrale, che interessa non solo gli agrigentini ma tutti gli altri. A che serve? È un investimento che è un potenziale danno enorme per tutta l'Italia, forse sembra paradossale, per l'Europa certamente, perché noi abbiamo un impegno come italiani, come Stato membro dell'Unione Europea, che è quello di andare a emissioni zero nel 2050. Che significa questo? Significa che noi dobbiamo il più presto possibile eliminare tutte le fonti fossili che muovono il nostro sistema sia industriale che civile e così via. Questo processo comporta la progressiva riduzione dell'uso del gas, tra le altre cose. E allora scusate, perché investiamo per prendere più gas da qualche parte per usarlo, se non dobbiamo usarlo? La scusa c'è stata con l'Ucraina del fatto che dobbiamo sostituire il gas russo. Ok, giustissimo. Rigassificatore a Piombino, rigassificatore a Ravenna. Pazienza, purché ci garantiscano che poi li smantellano e comunque sono galleggianti. Ma perché un gassificatore qui, dal momento che comunque non dovrebbe mai entrare in funzione? Perché se entra in funzione significa che noi stiamo uscendo dall'Europa, oltre a fare un danno mostruoso alle generazioni che verranno. Intanto è importante perché purtroppo con i sistemi spesso convenzionali, parliamo di televisione, sistemi comunicativi,
si va quasi sempre poco al centro di questo tema, ed è importante perché ci sono i ragazzi e le nuove generazioni a cui chiarire cosa significa sostenibilità, cioè chiarire come se noi ci allontaniamo dalla natura, come ormai è successo, noi ci stacchiamo da un sistema che governa il mondo. Oggi il mondo ha bisogno di ritornare nei principi della natura. Per esempio, parlando di rigassificatore, è chiaro che qualche cosa che intanto è in distorsione totale col territorio, perché siamo nella Valle dei Templi, quindi è patrimonio dell'umanità, e invece potremmo avere energie rinnovabili in Sicilia in maniera incredibile, ma con un sistema che sia consono e sincrono alla natura. Questo lo dobbiamo chiarire ai ragazzi da una parte, ma alla politica dall'altra parte, per ritornare verso quella veramente sostenibilità che tutti attendiamo. Ingegnere Barone, allora effettivamente oggi si discute di un tema per la nostra città, che è quello sempre dietro l'angolo del rigassificatore, ma anche di fonti alternative, insomma di futuro ecosostenibile. Sì, sono ormai quasi 20 anni che ci siamo mossi sempre per cercare di salvaguardare il territorio, gli ultimi 20 anni, perché poi abbiamo anche un passato sul problema del controllo e della rivivificare il nostro territorio, che molte volte è abbandonato in balia di nessuno o di leggi che sono o iniziative nazionali che vedono nella Sicilia, in particolare magari in certe zone e certe province come quella di Agrigento, dei momenti difficili come questo del rigassificatore, che in questi 2 decenni è stato controllato e anche alla fine anche osteggiato dalle nostre iniziative, con grandi ricorsi. Ora era messo in stand-by e invece rispunta, entra dalla finestra, esce dalla finestra ed entra dalla porta stavolta, e questo è molto pericoloso, perché noi siamo premio del paesaggio, siamo zona UNESCO, siamo Valle dei Templi, siamo Parco Pirandelliano, siamo costa, ora facciamo parte di un nucleo che è la costa del nostro ovest, sud-ovest, famosissima, la stiamo promuovendo. Siamo forse la città della capitale della cultura, non si sa, ma siamo in attesa. In ogni caso, qualunque sia il risultato, è proprio quello che c'è già, che di fatto è visitato ma anche è vissuto dai cittadini, e non vogliamo sentire i rumori delle navi gassiere, non vogliamo vedere questo scempio, perché non sono solo problemi di carattere tecnico, ma a tutti i 5 nostri sensi del visitatore o di colui che abita in questa nostra città e dintorni, naturalmente dà fastidio, e dà fastidio alla natura, compresi i pesci del mare. E sono il promotore di questo movimento sullo stile di vita mediterraneo in Sicilia, a partire dalla promozione del primo parco mondiale nella Sicilia centrale, con l'UNESCO, col Papa, insomma con una grande... Ecco, oggi lei è qui presente a questa iniziativa, sì. Ecco il suo contributo. Sì, il mio contributo è questo, che intanto stima l'attività dell'associazione del dottor Lattuca, vecchio amico. Considero intanto l'associazione è proprio quello che serve in questi tempi, perché oggi discuteremo il libro del professore Butera, che è una Bibbia dell'ecologismo, ma anche il tema stesso, quello tecnico del rigassificatore, di enorme importanza. Ecco, bisogna intanto aprire un dibattito, poi vediamo dove il Signore ci porta. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E adesso un'ampia pagina dal mondo della scuola, Open Day in alcuni istituti scolastici agrigentini. Cominciamo con l'istituto Rita Levi di Montalcini e a seguire gli istituti Gallo e Sciascia. I servizi sono di Arturo Cantella. Preside Costanza, oggi scuola aperta qui all'Istituto Rita Levi Montalcini per illustrare le tante offerte che voi fate, considerando anche i tanti plessi che avete disparsi qui nel territorio.
Sì, oggi è una giornata dell'Open Day qui al Plesso Centrale. Abbiamo accolto diverse famiglie che hanno chiesto chiaramente notizie per l'iscrizione dei propri figli e noi siamo veramente soddisfatti dalle risposte che ci stanno dando i genitori, questo a dimostrazione del grande lavoro che facciamo, che i docenti fanno e ripeto, anche oggi ci è stata data questa positiva dimostrazione di affetto e soprattutto di consapevolezza dell'offerta formativa che noi diamo ai nostri alunni. La vostra segreteria è sempre disponibile per eventuali chiarimenti? Sì, considerato che le iscrizioni vanno fatte online proprio a partire dal giorno 9 fino al giorno 30 di gennaio di questo mese, qualora dovesse esserci qualche genitore che ha delle difficoltà o perché primo delle strumentazioni informatiche, la nostra segreteria è aperta ogni giorno e tutti i martedì anche durante le ore pomeridiane. Gli Open Day sono aperti anche nei altri plessi che l'Istituto Rita di Montalcini ha, ricordiamo che sono oltre 10. Sì, diciamo che già il nostro è un Open Day continuo perché noi siamo sempre in continuo contatto con le famiglie proprio per dare quelle risposte positive per i nostri alunni, però abbiamo calendarizzato delle giornate come quella di oggi nel Plesso Centrale, la prossima settimana in tutti gli altri vari plessi di cui si compone l'istituto, si partirà martedì dal plesso di Santa Chiara, poi abbiamo Malaguzzi, De Cosmi, quindi in tutti gli altri plessi tutta la prossima settimana ci saranno questi incontri con le famiglie, ma già, ripeto, quotidianamente abbiamo incontri con i genitori proprio perché vogliamo stabilire sempre più un contatto diretto e continuo con le famiglie. Un istituto che organizza anche tanti eventi per cercare di tenere viva anche tra i ragazzi l'attenzione non solo verso lo studio ma anche verso ciò che ci circonda. Sì, sicuramente abbiamo già fatto, abbiamo in cantiere diverse iniziative, per esempio l'altro ieri i ragazzi della scuola primaria hanno visitato il Palazzo Comunale, hanno incontrato il sindaco, il Presidente del Consiglio, questa testimonianza è che vogliamo dare un'offerta formativa quanto più possibile e allo stesso tempo far capire ai ragazzi il mondo che li circonda e che loro saranno i futuri protagonisti del domani, ma questo domani lo devono acquisire sin da adesso, quindi a breve poi ci sarà anche la visita alla Polizia di Stato, quindi abbiamo tutta una serie di iniziative proprio per dare consapevolezza del mondo che circonda i nostri alunni. Ecco, una raccomandazione per i genitori? Ma no, una raccomandazione ai genitori semplicemente di collaborare con la scuola perché la scuola e la famiglia sono due agenzie educative fondamentali per la crescita di questi nostri giovani, quindi in un rapporto sinergico credo che possiamo trarre e soprattutto i ragazzi possono trarre benefici notevoli. Oggi Open Day qui all'Istituto Enogastronomico Gallo con tante iniziative che farete da qui alla fine delle iscrizioni. Ecco, perché iscriversi al Gallo, professore? Perché? Perché il Gallo ha dei percorsi molto spendibili nel lavoro ancora, tutt'oggi e per sempre, perché tratta di ristorazione soprattutto e quindi dove si mangia c'è lavoro. La nostra scuola, come tutti gli alberghieri naturalmente, offre la possibilità di fare i 3 percorsi importanti che sono sala, accoglienza e cucina. La spendibilità nel mondo del lavoro è stata sempre un po' assicurata perché dove si mangia c'è lavoro, possibilità di fare esperienze nel territorio e anche fuori dal nostro territorio, quindi anche esperienze all'estero e così via. Oltre che poi naturalmente poter accedere anche a tutte le facoltà universitarie e anche all'insegnamento presso impieghi pubblici vari, mense e così via. È un settore in forte espansione quello del mondo dell'enogastronomia. Tra l'altro la nostra cucina siciliana, la dieta mediterranea, la fanno un po' da padrona in tutto il mondo. Sì, sicuramente, certo la pandemia ha un pochettino penalizzato anche il nostro settore come tutti gli altri settori, però già si è visto quest'anno che la voglia di ritornare a usufruire del settore enogastronomico è stata molto alta e continuerà sempre ad esserlo.
Ecco, tante sono le persone che sono arrivate, le domande su quello che fate, sul modo di cucinare, insomma sono tutte cose stimolanti anche per chi vuole approcciarsi a questo corso, diciamo, di studi? Sì, sicuramente, perché allora, agli inizi naturalmente il primo e secondo anno verranno create un po' le basi, le conoscenze basilari, e anche perché per i primi 2 anni, durante i primi 2 anni si fanno tutte e 3 discipline professionalizzanti, quindi cucina, sala e accoglienza. Poi al momento in cui si sceglie, per esempio per quelle di cucina, è chiaro che i menù verranno fatti menù completi ogni settimana, menù della cucina regionale italiana, menù della cucina internazionale. Poi il quarto e quinto anno verrà attenzionata la cucina diciamo un po' più attenta per quanto riguarda il discorso salutistico e tecnologico, e quindi è una cucina anche legata molto alla valorizzazione dei prodotti del territorio di qualità riconosciuta come DOP, presidi slow food e così via. Quindi una cucina un pochettino più attenta che le permette poi, una volta finito, di potersi bene inserire nel contesto lavorativo anche attuale, anche moderno. Anche l'indirizzo nautico, trasporto e logistica e l'Istituto Carlo, ecco, ne parliamo con alcuni responsabili e rappresentanti di questo interessante corso di studio. Sì, il corso nautico, trasporto e logistica che ha sede a Porto Empedocle è una nuova realtà nel nostro territorio che dà la possibilità a chi si iscrive, una volta diplomato, di intraprendere diverse carriere, da quella universitaria a quella militare, a quella nei cantieri navali, a quella anche dell'insegnamento. Una realtà che oggi noi abbiamo all'istituto è che una neodiplomata dello scorso anno, quest'anno fa il laboratorio di costruzione insieme a me, che sono il professore di costruzione del corso, ha permesso quindi a una neodiplomata immettersi immediatamente nel mondo del lavoro. È una realtà che oggi non tutti riescono a cogliere, ma noi diamo l'opportunità ai ragazzi appena usciti dalle scuole medie di intraprendere un percorso formativo che li possa portare sia a livello regionale che a livello nazionale con un'ottima prospettiva lavorativa. Lavoriamo noi nei nostri laboratori e lavoriamo fianco a fianco con la Capitaneria di Porto e con tutte le realtà che ci sono nel territorio per offrire grandi possibilità ai ragazzi che realmente, usciti dalla nostra scuola, riescono subito ad affermarsi nel mondo del lavoro. Siamo all'ITET Sciascia, oggi Open Day, il primo di una lunga serie con diverse famiglie, diversi ragazzi interessati per capire quanto sia importante scegliere questo indirizzo di studi. Ne parliamo con Milena Siracusa, neo dirigente scolastica dell'Istituto Sciascia. L'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia in questi giorni si racconta e lo fa per rendersi disponibile con gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado e con le loro famiglie per provare a far sì che la scelta della scuola superiore da frequentare sia una scelta consapevole, effettuata e resa concreta dopo aver sperimentato le attività della scuola, gli spazi della scuola, dopo aver parlato con i docenti che quotidianamente si mettono al servizio in questa istituzione scolastica per costruire il futuro lavorativo, personale, professionale dei ragazzi, ma lo facciamo facendoci collaborare da abilissime miniguide che sono i nostri stessi studenti, i principali protagonisti del racconto di questa scuola, anche perché queste giornate, tutto questo lungo periodo di continuità e di orientamento costituisce un'occasione preziosa e fondamentale di orientamento per loro stessi, per i nostri alunni che riscoprono la vocazione e maturano una maggiore conoscenza e consapevolezza del loro futuro lavorativo, un futuro che li vedrà necessariamente, li dovrà trovare attrezzati di quella competenza indispensabile per il mondo che stiamo preparando per loro e che farà i conti proprio con la cittadinanza digitale, per cui ci sentiamo di poter affermare che questo indirizzo di studi sicuramente formerà i ragazzi per interfacciarsi con la pubblica amministrazione, con il lavoro di domani, per avere un diploma
direttamente spendibile con le nuove professioni che la società avrà necessità di avere. Pagina sportiva calcio, gli impegni dell'Acragas tra campionato e Coppa Italia. Carmelo Lentini. Primo importante step dei 3 in programma in 8 giorni per l'Acragas del tecnico Nicolò Terranova. Si inizia questa domenica con il Mazzara all'Esseneto, proseguirà poi mercoledì 18 al campo di Ragusa per la finale di Coppa Italia contro la Nuova Icea ed infine si completerà il tris domenica 22 gennaio al Palmintelle con la Nissa. 3 impegni molto pesanti dal cui esito finale si potrà delineare meglio il reale futuro biancazzurro e, come spesso ama dire lo stesso coach Cragantino, uno alla volta e poi inizieremo a tirare le somme. Che si sia arrivati ad un punto cruciale della stagione non ci sono dubbi. Adesso spetta ai diretti protagonisti confermare il buon stato di forma raggiunto. Il Mazzara di Dino Marino, attuale quinta forza del torneo, pian piano, dopo un inizio incerto, si è ripreso abbastanza bene ed ora insegue da vicino il Don Carlo Misilmeri. La compagine canarina, che nel girone di andata ha perso pesantemente proprio con l'Acragas al Nino Vaccara per 0-4, ricordiamo le reti furono di Mansur, Baio, Pavic e Vitelli, anche per questo motivo cerca riscatto. Tra l'altro la compagine mazzarese ha una rosa molto giovane, combattiva e reattiva, con dei calciatori di buon livello tecnico. Attuale bomber della squadra è l'argentino Gomez Colubali, con 8 reti personali. Da sottolineare che il Mazzara ha subito sinora 3 sconfitte e ha ottenuto 8 vittorie ed anche 5 pari, di cui 1 al Gaeta contro l'Enna. Ha una difesa rocciosa e sta lottando per la zona playoff. In poche parole è un autentico osso duro che verrà all'Esseneto, non certo come vittima sacrificale. Di contro ci sarà un Acragas che intende confermare il buon stato di forma e che attualmente detiene un record molto importante per giunta nazionale. Ha la migliore difesa di tutti i campionati dalla Serie A alla eccellenza. Ha subito appena 5 reti in 16 giornate. Una bella soddisfazione per il club biancazzurro che gratifica e sottolinea l'ottimo lavoro di potenziamento voluto dalla dirigenza e dalle scelte oculate del DS Ernesto Russello e dal tecnico Nicolò Terranova, che ha saputo plasmare il gruppo nel migliore dei modi. Per questa sfida difficile con il Mazzara, che precede la finale regionale con l'Egea Virtus e poi quella successiva a Caltanissetta con la Nissa, il team agrigentino dovrà dare il massimo. Scelta la terna arbitrale, che sarà tutta palermitana, infatti l'arbitro sarà Rosario Zangara e che avrà come assistenti Giuseppe Di Marco e Pietro Fardella, sempre della sezione del Palermo. Non giocherà per squalifica il difensore dell'Acragas Davide Locascio. Per quanto riguarda il cartellone della seconda giornata, questo sabato si anticipano un paio di gare: Castellamarena e Parmo Leoportese, mentre domenica tutto il resto, oltre Acragas Mazzara, Casteldaccia Sciacca, Pro Favara Resultana, e Gela Cus Palermo, Oratorio Marineo Nissa e Mazzarese Don Carlo Misilmeri. Ed ora spazio alle interviste. Alfonso Cipolla, l'Acragas è pronta alla sfida contro il Mazzara, domenica posta in palio altissima, l'Acragas cerca la vittoria per rimanere in testa al campionato, il Mazzara per riaprirlo e risalire la classifica. Sì, per noi ormai sono rimaste 14 finali, affrontiamo tutte le partite nella stessa maniera e senza distinzione di avversario. Sappiamo che sono punti importantissimi contro una squadra che sta facendo abbastanza bene, la classifica lo dimostra, però noi ci stiamo allenando bene per preparare al meglio la partita e portare a casa i 3 punti. Domenica più che mai servirà l'apporto del pubblico per provare a spingervi alla vittoria. Sì, devo dire che anche domenica a Leonforte ho visto tanti sostenitori, questo mi ha fatto tanto piacere perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono e stiamo portando forse quell'entusiasmo che mancava da qualche anno e sono convinto che domenica qui in casa i nostri tifosi risponderanno presente.
Gaston Semensin, ci siamo domenica all'Esseneto di Agrigento, arriva il Mazzara, posta in palio importantissima, l'Akragas cerca la vittoria per rimanere in testa al campionato. Sì, ovviamente dobbiamo affrontare un'altra finale, per noi queste ultime 14 partite che ci restano, che dobbiamo ancora giocare, sono tutte finali, quindi le dobbiamo affrontare come sono. Ci stiamo allenando bene, sappiamo che è una squadra forte che viene allo stadio Esseneto a vincere, quindi siamo con la testa giusta e ci stiamo preparando bene per domenica. Come si sta in testa al campionato? Ovviamente si sta bene, si può lavorare ovviamente meglio, però per noi sappiamo che le somme le dobbiamo tirare a fine campionato, quindi non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo lavorare come sempre. Cristian Caccetta torna ad allenarsi dopo il brutto infortunio, la domanda è scontata, obbligatoria, come stai? Allora, prima di dire come sto, volevo innanzitutto ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino. Io non sono molto attivo sui social, però mi è giunta voce che sul profilo ufficiale dell'Akragas sono arrivati tantissimi messaggi da parte di ex compagni, squadre avversarie, e tantissime persone, tifosi di Agrigento. Ci tenevo pubblicamente così a ringraziare tutti, mi sono stati di stimolo questi messaggi per cercare di essere in campo il prima possibile, più forte di prima, e quindi ci tenevo a farlo di persona e non tramite messaggio, tramite social, perché penso che sia doveroso far così. Come sto? Diciamo che il peggio è passato, adesso pian piano ancora ho qualche piccola noia, soprattutto alla caviglia per la distorsione, cercherò di metterci una pietra sopra, diciamo così, e di stringere i denti per poter tornare più presto possibile e dare una mano a questi compagni che sono diventati, secondo me, importantissimi per la squadra. Campionato di eccellenza, al microfono di Giuseppe Moscato, l'allenatore del Pro Favara, Gaetano Catalano. Allenamento di rifinitura questa mattina al comunale di Favara per l'incontro che domani vedrà la Pro Favara in casa con il Resuttano. Un incontro importante, ma sicuramente con una squadra galvanizzata, mister, dopo l'ottimo risultato di Misilmeri. Sì, diciamo che stiamo abbastanza bene, veniamo da un risultato importante, un risultato positivo, ma questo non vuol dire che domani sarà una partita facile. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo fino adesso, lavorare con grande serenità, con grande umiltà, e domani ci aspetta una partita difficile perché la Resuttana ha cambiato tanto, ha fatto tanti acquisti, quindi non sappiamo che tipo di squadra andremo a trovare, però dobbiamo pensare un po' a quello che dobbiamo fare noi, che è più importante. C'è uno schema particolare o è già collaudato quello che ormai da diverso tempo vediamo in campo? No, lavoriamo tanto su alcune situazioni in campo e credo che piano piano si comincia a vedere tutto quello che noi tiriamo fuori durante la settimana. È normale che dobbiamo stare sempre attenti perché troviamo squadre organizzate e bisogna essere anche pronti e cambiare durante l'arco delle partite, quindi siamo abbastanza preparati per tutto. Il terzo posto, iniziato il girone di ritorno, Akragas avanti, appresso Enna e poi Pro Favara. Era questo nell'immaginario collettivo quello che doveva succedere? Ma credo che dall'inizio della stagione l'obiettivo della società in primis era arrivare nei playoff. Poi il campionato è ancora abbastanza lungo, la squadra sta abbastanza bene, si stanno divertendo e questa è la cosa importante, quindi non ci poniamo nessun limite. Formazione al top? Qualche problema durante la settimana? No, stanno tutti bene, hanno lavorato bene, ho sempre ampia scelta su chi mandare in campo, so che posso contare su tutti e quindi le scelte saranno fatte domani. Forte dei 29 punti in classifica, il Licata Calcio domenica incontrerà Aldino Liotta la Vibonese, che attualmente si trova un gradino sopra nella classifica con quota 31.
La squadra allenata da mister Pippo Romano arriva così alla sfida valevole 19ª giornata di Serie D Girone I con un bottino di 8 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi ed è in piena corsa per i playoff. Sentiamo in merito le parole di mister Pippo Romano che presenterà la sfida che si giocherà domani domenica con calcio d'inizio alle ore 14:30 al Dino Liotta. La partita di domenica contro la Vibonese sicuramente sarà una partita abbastanza impegnativa e complicata, perché la Vibonese è una squadra forte, costruita anche per fare un campionato di livello e stare dietro alla Lamezia, Catania. È una squadra che ha qualità, una squadra che ha corsa, perciò dobbiamo stare molto attenti e cercare di fare una partita ai ritmi loro, perché poi loro sono una squadra che gioca con grandi ritmi e noi dobbiamo stare al passo, anche se noi veniamo da 2 partite domenica e mercoledì e probabilmente un po' di stanchezza l'accuseremo, però dobbiamo sopperire la stanchezza con grande voglia, determinazione, fame e giocare, perché quella è la nostra prerogativa. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona domenica.